Le tazze di brodo fumante riempivano la cucina. La nonna Nellaia col mais nelle mani gridava alle galline. Uno sguardo al cielo. Che diranno mai le nuvole? Preghiera di dicembre. Babbo Natale, dammi carbone, che possa scaldarmi per non ammalarmi, che possa godere di questo sottile piacere. E la sera con gli altri bambini davanti al televisore a guardare l'intervallo e gridare com'è bello. La sera con i vicini davanti al fuoco, i peccati nell'aria, le preghiere a Maria. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Nella vecchia osteria puzzo di sigari e bestemmie, a guardare le strade bianche che lentamente se ne vanno. Il fruttivendolo sul carro grida la sua poesia. Comprami un fiore, lo mangeremo in allegria. Gli americani che arrivano con gli elicotteri, i loro denti smaglianti offrono Coca-Cola. Dammi viso pallido, l'acqua di fuoco per me e i miei amici indiani della prateria. Ridi pallido americano, che le gazze han fatto i nidi e più tardi noi li andremo a cercare. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Ingrava le notti d'inverno in cucina a spiare la polenta che fumava a fuoco lento, a non sperare in un domani migliore, non sperare niente, che tanto tutti si va, prima o poi si va in paradiso. I vecchi mi hanno raccontato tutte le loro leggende, oggi nel ricordo non son serviti a niente. Nostalgia, nostalgia cretina di un mondo di ieri che l'oggi sarà ieri e domani ancora respirerò. Nostalgia senza paura, che sono un uomo un po' coglione, versacinare, che non voglio sentirmi migliore. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Fuori nel bosco c'è l'orco a spaventare i bambini. Buonasera e grazie. Ho voluto a freddo proprio cominciare così senza dare spiegazioni, perché questa canzone che si chiama Ingrava, è ambientata naturalmente in Friuli, penso che sappiate tutti che in Friuli abbiamo le grave, però in particolare questa è la grava di Spilimbergo, e siccome racconta una storia ambientata molti anni fa, quando non c'erano, il televisore arrivava, i primi televisori arrivavano nelle case, e proprio in questa casa di cui racconto arrivò un televisore che era la casa di mia nonna, quindi vedete già parliamo, perché io mi sto collegando, non preoccupatevi, stiamo parlando di un libro, cioè, quindi prima o poi arriviamo anche al libro. E quindi mia nonna in Grava, che è la parte bassa di Spilimbergo, se voi andate a Spilimbergo
dove la grava, andate, che poi si dice anche intagliamento lì. E arrivò questo televisore in bianco e nero, naturalmente, anni 50, ed era, come dire, era un'atmosfera bellissima stare davanti al televisore a guardare i programmi. Lì dice guardavamo anche l'intervallo, perché tutto era bello, no? Era una cosa meravigliosa. A me è rimasto, io sono un friulano amante del Friuli, innamorato del Friuli, con origini siciliane, quindi io ho la fortuna di poter essere ambivalente. Non so, per i cibi sono siciliano, per esempio, per una certa morale, che sembra strano, per una certa morale sono friulano, ma non la morale del lavoro, quella tenetevela voi. A me quello che piace dei friulani è quando praticamente li spogli di qualcosa e sono sinceri. A un certo punto, all'inizio sono antipatici, poi a un certo punto gli togli la giacca, la camicia, rimangono in canottiera e lì sono sinceri e diventano i più simpatici del mondo. E quindi io, ti ripeto, ho questa fortuna di sentirmi siciliano in Friuli e assolutamente friulano in Sicilia. Quando vado in Sicilia ci tengo a dire sono friulano. Quando uno mi dice ma come, ma tu io dico guarda caro, mi dispiace, io sono friulano. Allora rimangono, vero rimangono, friulano. È come una parola magica che ti fa un po' inorgoglire. Poi quando ritorni in Friuli, vabbè, lasciamo perdere, insomma, ci sono musicisti friulani che avevano negozi di strumenti musicali che si sono arricchiti alle mie spalle, che sono alle vostre spalle, lì, quel signore con la maglietta chiara si è arricchito alle mie spalle nella sua... Ma non si indicano le persone. No, vedi che ho l'artrosi, vedi che il dito è storto. Non facciamo nomi, solo gesti. No. Ok. E tornando a questa canzone, quindi ho voluto iniziare con questa canzone che parla degli americani che arrivano, vi dico un termine friulano che non conoscete, le mucule. Pochi in Friuli conoscono questa parola. Lei sa cos'è la mucula? Nessuno sa cos'è la mucula? La mucula è una finta collina che a Spilimbergo si chiamano le mucule, quello che... La muttera, non la mucola. Come dice? La muttera. Muttera? Muttera, sì. Cosa sarebbe? La muttera che tu dici. La collina bassa? Sì, esatto. Ok. Perché voi siete indietro, però sì. noi a Spilimbergo, per carità. Siamo bassi, No, bassa. tanto che c'era un modo di dire, mia nonna non diceva vai mona, mi diceva vai mucula. Era un modo di dire bellissimo, secondo me. E che è questa degradazione, no? Del paese che va giù, ma non sono colline, è una specie di terrapieno, basso, sono 90 metri, una cosa del genere, 80 metri. E così. E quindi io racconto questa cosa nella canzone, che è una canzone molto vecchia, credo che abbia una quarantina d'anni. E il libro, adesso entriamo nel libro e cedo la parola ai miei congiunti che non conoscono i congiuntivi, però speriamo, perché tu mi hai detto che non sei di origine meridionale alla fine. No. Io sono solo isolano. Allora non so se i sardi conoscono i congiuntivi. Isolato più che altro. Ho capito. E quindi se volete parliamo del libro, che io già mi annoio, però... Adesso vieni, ti comincio a fare le domande, quelle cattive. Sì, vieni, sì. Aspetta, boh. Congiuntivo o la congiuntivite? Cosa facciamo? Ringraziamo adesso che sta zitto un attimo, approfittiamo del...
perché c'è anche il ruolo istituzionale, no? Per cui bisogna ringraziare la struttura che ci ospita, quindi la Casa della Musica, la Biblioteca di Servignano e l'assessorato alla cultura che è ancora malato, no? Tutto l'assessorato. Tutto l'assessorato è malato nella persona nel 1,55 m di Alessia Zambò. Alessia abbiamo registrato, quindi ricordati di Sì, noi. assolutamente. Questa incursione di Rocco Burtone fa parte di un ciclo di incontri che abbiamo denominato Tra musica e parole, e la parola guida, la parola chiave è attraversamenti, e effettivamente l'uomo lì attraversa parecchie menti, no? Con le sue capacità affabulatorie. E io però, cioè, prima di cominciare con le domande, volevo chiederti, ma tu ti ricordi di cosa parla il libro esattamente? Ci riassumi la trama? Hai un'altra domanda? No, perché no, la domanda che fa lui è logica, è molto intelligente. Devo accattivarmi un attimo. Adoro essere preso per i fondelli in questa maniera. Allora, no, ma è sinceramente simpatica per il semplice motivo che uno che scrive un libro non è che dopo lo rilegge. Scusate, cosa volete che mi rilegga il libro? L'ho scritto, credo, non so, quanti anni fa? 4 anni fa. Nel 2017? Sì, quindi O 16. 5 anni fa. Non so, è scritto sul letto della copertina, nella prima pagina di copertina c'è scritto. Allora, che succede? Che poi col tempo tu te lo dimentichi il libro, perché tu ti ricordi di un romanzo che hai letto o scritto, ma per un po' di tempo. Poi, quando superi una certa età, cominci a avere difficoltà. Però la trama non è difficile. Siamo fregati perché è del 2016, quindi sono più di 5 anni. È passato in prescrizione, quindi ha tutti i diritti di non ricordarsi. Una attrice giovane, avrà 20-21 anni, che oltretutto era anche quella che teneva la contabilità della compagnia teatrale, viene trovata cadavere da un bambino. Il bambino che trova questo cadavere, adesso vi racconto, mentre racconto la trama, anche le cose un po' simpatiche. Cosa fa un bambino quando trova un cadavere? I vostri figli cosa hanno fatto quando hanno trovato il cadavere? Vanno dai soldati. Allora il bambino va dai soldati in caserma e naturalmente il soldato, il piantone, lo manda dai carabinieri, e lì comincia la storia. La storia di Santo, di Angioletto, che sono i due bambini ragazzini. Si presume, non viene mai detto, ma si presume che Santo abbia 9-10 anni e Angioletto 12-13. Mentre poi c'è come altro protagonista un maresciallo dei carabinieri che ha un nome importante, lo si scoprirà nella seconda parte del libro. Lui si chiama Campana, ma il nome è Dino Campana. Per chi non lo sapesse, Dino Campana è considerato uno dei più grandi poeti italiani. E dopo vi leggo una poesia su Dino Campana, ricordatevelo, perché Dino Campana aveva un vezzo molto particolare che gli creava anche problemi fisici. Si narra che in questa città, adesso come si chiama la cittadina di Campana in Emilia, vabbè, adesso mi sfugge il nome. Lui, pubblicato il libro, cercava di venderlo nei bar. Beh, ancora la cosa non è cambiata, insomma. E quindi uno lo acquistava, poi lui gli diceva aspetta, lo riprendeva in mano e strappava alcune pagine. E quando questo, innervosito, gli diceva ma cosa stai facendo? Lui rispondeva a te queste pagine non servono. E naturalmente rischiava, insomma, no? Rischiava grosso. Quindi il maresciallo Dino Campana è stranamente un appassionato di letteratura. Perché stranamente? Questa è una storia che esula dal romanzo, perché io quando chiesi di pubblicare questo libro lo chiesi prima ad un'altra casa editrice, e la titolare di questa casa editrice mi disse
no, non puoi pubblicare un libro del genere. Dico, perché? Ma non si è mai visto un maresciallo dei carabinieri appassionato di letteratura. E io le risposi, appunto, per questo è bello il libro, perché non si è mai sentito di un maresciallo dei carabinieri appassionato di letteratura, che poi non ci credo, io credo che esistano, lo spero, lo auspico, marescialli dei carabinieri. Tu conosci qualche maresciallo? Tu conosci qualche maresciallo? Io mi ricordo che in una canzone Baglioni parla di un padre brigadiere che scrive poesie. Ma il brigadiere, allora, siccome nel romanzo c'è il brigadiere, Io il questo brigadiere sapevo. Casarin, che è un coglioncino. Sì, L'hai detto tu, eh? sì, sì, è proprio un po' Casarin è quello rigido, presente? Casarin è il carabiniere, mentre Campana no, è il padre di famiglia, però il padre di famiglia sveglio, intelligente, cioè pronto, che si trova questi due ragazzini che non solo uno dei due scopre il cadavere di questa povera ragazza, no? Ma li trova tutti e due, e addirittura uno dei due dovrà rimproverarlo e lo dovrà mettere in riformatorio, perché combinerà una cosa abbastanza strana. Io adesso non vi sto a raccontarti il libro, perché io sono venuto qua per vendere il libro. Sappiate che non è mai accaduto, per cui la prima persona che comprerà il libro, che c'è il premio, no? Ne avrà uno in regalo. Premio Cervignano. E la storia va avanti. No, però vi prego di una cosa, di non considerare che sia un giallo, ovvero è stato definito un giallo psicologico. Ci tengo, la storia dell'omicidio è una scusa per raccontare una generazione che nasce avvolta dalle lettere, perché i due ragazzini anche loro sono appassionati di letteratura. Voi direte, ma un po' retorico, un po' esagerato. No, perché Angioletto, di cui vi ho appena parlato, esisteva veramente. Mi sono affidato alla memoria di questo ragazzino che a 12-13 anni, in un ambiente di case popolari, quindi non stiamo parlando anni 50 a Spilimbergo, immaginatevelo, cioè le informazioni era difficile raccoglierle, era difficile comunicare, più di oggi naturalmente. Questo era appassionato soprattutto di scrittori americani, lui conosceva benissimo Hemingway, Faulkner, Saroyan, e avendolo io conosciuto, per questo è l'unico personaggio reale che mi sono permesso di ricordare nel libro. E quindi ho immaginato questo Santino, il suo amichetto, quello che scopre il cadavere, che è affascinato. Di origine siciliana, giusto per... Chi? Santo? No. Come no? E Santino non è di origini siciliane. È inutile che cerchi. Poi gli insulari, che non c'entra col sole e con le isole, credono sempre di essere una razza a parte, che poi, io sì sono di Spilimbergo, ma la cosa divertente che nacqui in Grava, io sono nato in Grava, ci tengo a dire che sono nato nel fiume, sono un uomo di fiume. La cosa capisce leggendo il libro. La cosa divertente è che appena nato i miei andarono in Sicilia. Voi direte, perché andare? Perché al contrario di quello che accadde a molti altri, qui non c'era lavoro e mio padre e mia madre dovettero andare in Sicilia, dove c'era il nonno, quindi il papà di mio padre, che era un benestante e che quindi poteva, insomma, arrangiare qualche cosa per i due ragazzi. Andammo in Sicilia e dopo 6 anni tornammo su, perché anche lì era una situazione difficile, prima a Scordia, poi a Catania. E quindi anche noi abbiamo fatto gli emigranti al contrario. Siamo andati ad emigrare in Sicilia e siamo tornati in Friuli, dove insomma eravamo in mezzo al boom economico, si parla di case Fanfani, si parla, insomma, le persone cominciavano a rinascere
dopo una guerra, e quindi questa storia viene a creare scompiglio in un paese tranquillo. Sapete, posso dire che Strindberg lo paragona un po' a Cervignano anche, no? Si può, come numero di abitanti, come situazione, potrebbe essere. Immaginate che a un certo quando se a Cervignano qualcuno ammazza qualcun altro, diventa una tragedia. Se accade a Roma, e vabbè, si legge sui giornali lo stesso, però vabbè, ci può stare. Ma nei paesini è sempre un dramma ben più evidente e più drammatico. Boh, sono stufo. Allora, lo risvegliamo un attimo. Prima ti dicevo che leggendo e rileggendo questo libro, perché l'avevo studiato, ti dicevo, qualche anno fa, no? Sì. Poi l'ho dovuto rileggere per presentarlo, perché insomma mi sembrava brutto venire davanti a voi e non averlo neanche letto come ha fatto lui. No, la cosa bella di questo libro, tu dicevi che non è un giallo. Beh, in effetti è un giallo soft, tra l'altro ambientato in Friuli, che non sembra vero, no? Ma è bello, almeno a me ha dato un'emozione forte leggere questo libro, quindi sto facendo una considerazione e poi la domanda fatela da solo. È bello questo libro perché ti riporta in un'atmosfera che abbiamo vissuto, anche se io sono sardo e non l'ho vissuto in Friuli, però il momento era quello, perché i racconti i particolari periodi che ha raccontato sono quelli di un'Italia di una volta, e lo fai tra l'altro poi descrivendo e portando letteratura, poesia, musica, teatro, e mi stai raccontando di te, insomma, o sbaglio? Sì, più persone mi hanno detto questa cosa. Allora, è logico che quando scrivi qualche cosa, anche non volendolo, tu ci sei in mezzo, però ho cercato di discostarmi il più possibile, perché a me quelli che scrivono sempre di se stessi, insomma, diventa un po' noioso. Poi alla fine, rileggendolo, non ci sono riuscito molto. Sì, in effetti sono dappertutto. No, però è bello perché è un libro che veramente ti prende, perché è spaziato su tutto, non è solo sulla storia del giallo, che c'è e ha una trama importante. Vogliamo dire chi è l'assassino, insomma, no? Non lo so, c'è un assassino? No. Allora, è questo il fatto, non c'è una ricerca dell'assassino. In fondo, prima dicevo che ho voluto raccontare di una generazione, e i due ragazzi poi crescono e la seconda parte del romanzo è ambientata negli anni 70. Negli anni 70 ci sono state, come sapete, insomma, in Italia molte manifestazioni, ma non solo, anche negli anni 60, si parla sempre del 68, ma non dimentichiamo anche gli anni 70, che da un punto di vista culturale secondo me c'è stata un'esplosione, ma non parlo soltanto delle cose ovvie ed evidenti, ma anche quelle meno accettate il movimento punk, per esempio. È poco accettato dalle persone, perché i punk sembravano degli anarchici incoscienti che andavano lì a gridare come pazzi, dei deficienti, eccetera, eccetera. Invece no, dietro c'era tutto un retrogusto culturale che ti portava ad analizzare la realtà diversamente, che poi il punk viene collegato alla Beat Generation, per esempio, in modo naturalmente, allora c'è uno dice la delicatezza della Beat Generation, calma, questi si menavano, si ammazzavano, ne facevano di tutti i colori, sì, non è che poi io ho avuto la fortuna di conoscere anche qualcuno della Beat Generation, perché a Udine lo racconto nel libro, no, nell'altro libro, non fate confusione. Sì, adesso stavo parlando di un altro libro. Comunque ho conosciuto personaggi come Ginsberg, Gregory Corso, quelli del Living Theatre, Judith Melina, Julian Beck, insomma tutti questi personaggi, no? Quando tu poi riesci anche a conoscerli, voi direte, oh, chissà che esperienza. No, rimani male perché sono come te.
cioè possono essere addirittura antipatici. Juliette Melina litigava con Julian Beck per un ragazzo, per una storia di gelosia, come la mia zia Caterina litigava con suo marito, faceva le stesse cose, erano gelosi, quasi si picchiavano, insomma, no? Però per carità, poi c'era il rispetto per questi monumenti, io li considero dei monumenti, però da ragazzo, quando vai a conoscerli, rimani un po' spaesato, ma ti aiuta perché allora tu dici, vabbè, ma allora anch'io posso diventare Julian Beck. Non è accaduto, ma per fortuna vi dirò, perché insomma ho avuto una vita più tranquilla di lui. E questa cosa che noi organizzammo a Udine, per esempio, diciamo, a me servì molto conoscere queste persone per rendermi più sicuro, perché da ragazzo sei sempre pieno di insicurezze. Tanto che in quegli anni nacquero anche le popsie, nacque il movimento dadaista friulano, l'inutilismo, nacquero un sacco di cose e vi spiego anche cos'erano. Succedeva che in un circolo culturale che si chiamava Librera noi andassimo, non dite mai andassimo a organizzare serate di poesia. E una sera, mi ricordo che sì, la prima sera, cominciamo, siccome eravamo anarchici, nichilisti, libertari, dai, che stiamo qui a fare ascoltare uno che ci recita le sue poesie. Noi tutti dobbiamo recitare le nostre poesie. Cominciamo a scrivere su foglie di carta dei versi. Non vi dico che versi. Scrivevamo e poi in mezzo allo spettacolo chiedevamo al poeta, e lui non poteva negarcelo perché era un anarchico, vorremmo intervenire sul palco anche noi. Prego, venite. E da lì nacque la popsia, ovvero la poesia pop, che non ha niente a che fare con la musica pop. Pop nel senso di popolare. Tutto questo non c'entra niente col libro. Il libro racconta, ricominciamo da capo, di omicidio, 2 ragazzini, il maresciallo, il brigadiere Casarin. E per esempio c'è anche un altro personaggio bellissimo, divertentissimo, ecco, questo sì mi piace molto, Dio Poi. Chi è Dio Poi? Dio Poi è un ragazzone, un ragazzaccio, uno che ha la moto. Immaginate uno in quegli anni che ha la moto, che siamo passati agli anni 50 e agli anni 60, c'ha la moto e se ne va in giro, arriva al mercato di Spilimbergo, lui svisa come un chitarrista in mezzo alla gente e lui arriva con le ragazze bellissime. Dopo si scoprirà chi erano queste ragazze bellissime che lui andava a beccare, eccetera. È una specie di Fonzi televisivo che scopriremo in un secondo momento avere anche una certa umanità, una certa cultura, quando parlerà dei cosacchi che sono passati per il Friuli. E 2 di questi cosacchi non si vanno a nascondere ad Arba, vicino a Spilimbergo, per andare a Maniago, e quando la prima volta si nascondono lì, poi vanno a vivere a Spilimbergo e quindi fanno parte del racconto, perché in un primo momento si crede che loro possano essere coinvolti. Come si chiama il cosacco? Se comprate il libro potrete conoscere il nome del cosacco. Inizia con la K? Con la K, Kolosov. Non era Vladimir, no? Sembrava, scusate. Allora lui, dimmi il nome, alla fine ci sono i personaggi, alla fine tutti, ci sono i nomi. Praticamente vivono questi 2, marito e moglie, in Grava, in una casa, però loro sono un po' in disparte rispetto agli altri. Kononov, Kononov, non si dice Nov,
la No, V in, no, in russo è F, no. Kononov. Allora, e niente, tutto questo con anche la mamma di Santino, sono tutti personaggi che fanno parte di una storia, secondo me, lì ho un po' voluto imitare un po', mi sembra di vedere un film di Alberto Sordi trasportato in Friuli con tutti questi grandi caratteristi. Nel cinema italiano noi abbiamo vissuto i più grandi attori erano i caratteristi che rendevano, cioè, c'era anche il grande attore, però grazie tipo ladri di biciclette, adesso non mi ricordo i titoli, grazie a questi grandissimi attori, per esempio nel film di Scola C'eravamo tanto amati, ci sono tutti i grandi protagonisti, c'è uno che è sempre stato considerato meno protagonista e più un caratterista, che per me è stato uno dei più grandi attori italiani, di cui non ricordo il nome. Se adesso mi aiutate, ricordatevi che c'erano Gassman, Manfredi, La Sandrelli e lui che va a Lascia raddoppia e partecipa a Lascia raddoppia, e poi quando il Mike Bongiorno gli fa la domanda il bambino come mai piange nel film di De Sica, lui dice la verità su quello che era veramente accaduto, ma siccome nella letteratura ufficiale non era così, lui perde in Lascia Stefano Sattaflores, grandissimo, grandissimo, io ho sempre amato. Ma non è il libro. Il libro penso che lo abbiamo narrato abbastanza, vi serve qualcos'altro? Allora, per riposarti un po' potresti cantare. Sì, ma c'è sempre questa condanna. Allora, io ho fatto circa, non so bene, 10-11 libri, ho fatto circa, non so bene, 10-11 dischi. Però nessuno mai mi chiede di leggere un libro. Tutti mi dicono canta qualcosa. E lì ti senti un po' mona. Perché dici, ma è mai possibile? No, ma è vero. Ma dopo, no, tu hai anticipato quello che volevamo fare dopo. Cosa facciamo dopo? Leggiamo il libro. Ah, lo leggiamo un pezzo? Ma sì, ma lo stiamo facendo lunga. Quanto dobbiamo stare qua? Guarda, se no non mi si registra. Sì. No, almeno fino alle 9:30 passate, dopo andiamo a bere quello che vuoi. Ah, boh. Allora, Dopo che hanno comprato il libro, se no non esco. allora, mi piaceva adesso, siccome so che è una canzone che piace a Bifurco, E questo di fuoco. cerco di cantare un brano che piace a Bifurco, perché parla di fantasmi e in fondo è un libro di fantasmi, ma fantasmi positivi, fantasmi belli, ecco. Anche se la canzone si sposta di moltissimo, la canzone va dal Friuli, va a finire in Argentina. In Argentina perché nel periodo in cui ci furono i generali, quindi insomma sempre parliamo di qualcosa che è accaduto nel passato. Allora l'altra volta che la feci a lui piacque, allora mi fa piacere, cioè io sono una persona gentile. Che non ne so altro, devo fare questa. Immaginavo la tua. Allora, Che sai solo quello. sì. È anche scordata. Sì, è un po' scordata. Il bello del cantautore è che non sa accordare la chitarra neanche con l'accordatore. Fantasma. Guardami,
sono qua. Allunga la mano, proverai un'emozione. Ascoltami, sono qua. Apri il tuo cuore, che non riesco a baciarti sulle labbra, mai più tornare. Che freddo, sono qua, non posso scaldarti. Un fantasma usa abbracci inattendibili. Attenta ai sogni che sono impostori, ti fanno sentire la canzone di noi due. Me ne andai, me ne andai. Un fantasmas vuelan en los cielos de Argentina en busca de madres y amantes sin poder abrazarlos. Y vuelan sobre los sueños de los pobres, sobre la desesperación de los poetas, sobre Plaza de Mayo. Guardami, sono qua, appoggia la mano, sentirai un'emozione. Ascoltami, sono qua, sorridi al tuo cuore, che non riesco a baciarti sulle labbra. Me ne andai, me ne andai, me ne andai. Oh, 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 oh. Grazie. A me piace questa canzone perché racconta di questo fantasma. Sì, scusate, perché poi le canzoni uno crede che la gente le capisca sempre, in effetti anche già quelle inglesi sono difficili, in italiano comunque è ugualmente difficile perché non è che segui tutto il testo e quindi questo è un fantasma che si immagina, si capisce da quello che si dice, che è stato lanciato da un aereo e quindi torna dalla sua donna ma non può avvicinarsi perché la leggenda narra che il fantasma porta freddo. Quindi tu non ti avvicini alla tua donna perché sei di ghiaccio e la raffredderesti e poi comunque non puoi avere contatto con lei. Quindi questo
questa storia, Dio è un po' triste, sì, in effetti, del fantasma che non riesce ad abbracciare la sua donna. Tutto qui. Adesso che ci siamo intristiti, cerchiamo qualcosa di divertente. Che non c'entra niente col libro comunque. Ah, ma il Tanto libro, per sì, essere- sì, sì, perché un po' il russo Volevo lì. farti una domanda. Ah, scusa. Se cerco di fare la persona seria, cosa mi dai in cambio? 100 euro. Ah, andata. Allora, vi leggerò un brano dei tanti che ci sono piaciuti del libro. Dunque, e poi c'erano le teorie angiolettiane, ovvero la filosofia che lo stesso Angioletto pensava e scriveva. Una di queste era la dottrina della sconfitta o dell'insuccesso. Ci hanno sempre insegnato a combattere, a uccidere l'avversario, a vincerlo. Ci hanno insegnato che se non raggiungi il successo sei un fallito, perché devi calpestare, devi sopraffare, sottomettere. Ci hanno insegnato che la società non è femmina, no, è un maschio represso che deve ogni istante dimostrare il suo valore, le sue capacità di superare l'altro. Ecco, questo è per alcuni il successo, la strada alla felicità. E invece io teorizzo la filosofia del cattivo esito, della delusione. Insomma, la gioia della sconfitta, che non significa perdere, ma lasciare andare, osservare il mondo dalla torre. Bello. Bello, no? Vorresti Bravo, averlo scritto tu. bravo, bravo. Guardate che bello, eh? Non me lo ricordavo, ma è bello. Ed è bello scoprire di aver scritto una cosa del genere. Grazie. Ascolta, a parte che non te lo ricordavi, ma... No, dopo mentre leggevi sì, ma qualcosa, sì, so di averlo nel, scritto. nel divenire, insomma. Sì. Quanto c'è di te in Angioletto e quanto c'è di Pasolini in questo libro? Grande, grande. Allora, è chiaro, questa teoria della sconfitta, che non è mia naturalmente, che attraversa appunto, ma non solo Pasolini, attraversa tutti, non so, come si chiamano, Diogene e gli altri, non i nichilisti, anche stoici, ma Dio, e cinici. Il movimento cinico, noi usiamo questo termine, sei cinico, in senso negativo, ma in fondo i cinici nacquero, vi dico alcuni, Diogene, quello della botte, le parole crociate, l'uomo che viveva nella botte, Diogene, l'ho trovato. In effetti il cinismo è un movimento filosofico che praticamente ti porta all'assenza della guerra proprio. Mi viene da dire in questi giorni, vorrei che tutti fossero cinici, insomma, no? Che magari imparassero qualcosa dal cinismo. E quindi questa parte qua, questo di non voler combattere e non voler vincere l'avversario, sai chi mi ricorda molto anche, che lo disse anche, De André. De André già disse proprio queste parole, no? Ma perché io dovrei sconfiggere un uomo? Che significato ha? Perché una cosa è il dilemma sportivo, vinco o non vinco, eccetera. Altra cosa è la sconfitta umana, invece, dell'uomo nella vita normale di tutti i giorni. E quindi De André, che secondo me è chiaro, un cantautore sempre anche un po' filosofo, no? Guccini, gli altri, come fai a non definirli filosofi? Se poi vi avvicinate ai francesi, c'è Boris Vian, c'è Jacques Brel, eccetera, eccetera, Leo Ferré, sono assolutamente, usano la metafisica e la buttano nei versi delle loro canzoni, no? Per cui fa parte di un mondo anche che raccoglie l'imperfezione. Tutti siamo portati alla perfezione, tutti vogliamo studiare la perfezione, eccetera, eccetera, ma Dio è là.
ma siamo sicuri che sia là? Poi ti arriva quello che dice, ma Dio non esiste, allora non è là. E dove lo mettiamo? Ma se non esiste, dove vuoi metterlo? Lascialo stare. Parla di altro, parla di imperfezione. E questa è la teoria dell'imperfezione, che poi raggiunge molte nella filosofia. Io amo molto parlare di filosofia, perché? Perché sono ignorante. E più sei ignorante e più vuoi annaspi, no? In mezzo alle parole, allo studio. La filosofia, più la studi, più la leggi, e più stupido e ignorante ti senti. E il più grande di tutti, che era Socrate, che non ha scritto niente, se uno vi dice ho letto Socrate, ditegli allora sei pirla, perché sei bugiardo. Lui sapere che lo diceva appunto, non so niente, non capisco niente. Il suo allievo lo mise in crisi, maestro, lei sa qualcosa? Come? No, io non so. No, lei sa di non sapere. E lì, ma pensate questi, cioè, è quella povera Santippe, sua moglie, che doveva far da mangiare, aveva cose ben più concrete da fare, è stata rivalutata poi negli anni, perché in quei tempi la moglie di Socrate veniva considerata una cretina. Sbagliatissimo! Se non ci fosse stata Santippe a reggere Socrate, Socrate non avrebbe mai filosofato e Platone non avrebbe mai scritto di lui. Ma chi è Platone? Ho sbagliato qualcosa? Tu fai le domande a noi. Potrei cominciare a fare. Ma proprio con Platone, cioè, non l'ho studiato, professore. La caverna, no? Di Platone. No, io ho finito. Allora, diciamo... Poi ho fatto un calendario quest'anno. Fai vedere il calendario. Vuoi parlare dei tuoi prossimi progetti futuri? Allora, no, questo lo dico perché è fatti? divertente. Dammi il calendario un attimo. Allora, ho fatto un calendario. Musicisti friulani 2022. E siccome sono uno romantico, guardate la prima pagina dei musicisti friulani. Eccola qua. Non è friulano? Perché no. No. Perché no, adesso a parte gli scherzi, cioè io cerco di combattere il razzismo da quando sono nato, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, perché voi dovete immaginare un bambino di 6 anni che arriva in Friuli, che è friulano ma parla così, parla ciao, mi chiamo Rocco, mi chiamo. Allora, non ho mai preso botte però. Il mio amico Nuccio Messina invece prendeva le botte, perché io comunque dialogavo con i ragazzini. Quando questi mi dicevano cose assurde, dicevo, ma no, ma non dire stupidate, dico, voi in Sicilia siete così, io gli dico, ma scusami, ragiona, eh? Invece Nuccio Messina, quando gli dicevano qualcosa, faceva botte e le prendeva. Poi è diventato campione italiano di judo. Nuccio Messina. Allora, il fatto di combattere il razzismo ci serve per vivere meglio. Io sono egoista. Non è che combatto il razzismo perché devo, non so, prendere una medaglia o sentirmi più buono. Non sono buono perché, per esempio, a me gli extracomunitari sono antipatici, mi stanno proprio sulle palle. Però combatto il razzismo perché uno che mi sta sulle palle non deve essere comunque trattato male e non deve essere comunque allontanato. E se per caso lui tratta male me, vabbè, lo uccido, però al limite uno in meno, insomma. Sì, non potresti sorridere in una battuta, sorridi, non puoi ucciderli tutti. No, perché ci sono alcuni extracomunitari che io conosco, amici miei, che sono di un'antipatia pazzesca. E beh, soprattutto, vabbè, io scusate, con le religioni ce l'ho, già ce l'ho con i cristiani, figuratevi con i musulmani. Allora, con alcuni musulmani si può dialogare. Dialogare vuol dire litigare, perché non c'è soluzione. Dipende poi dall'apertura mentale che hanno, perché alcuni per carità ce l'hanno ben più di me, altri no. Allora abbiamo appena inaugurato a Udine un centro islamico, dove, ma è vero, in Borgo Stazione, a Udine, abbiamo inaugurato un centro islamico, quindi
noi partecipiamo, vedete, perché dobbiamo farci vedere, dobbiamo far vedere di essere democratici, aperti, eccetera. Però c'è questo però, che soprattutto per voi donne, no? In questi casi mi viene da dialogare gentilmente, insomma, sul fatto che quando vai lì nel centro islamico sono tutti maschi. Io non accetterò mai queste cose e divento rigido come un carnico che viene a bere Italia Udine e che è il più rigido di tutti. Il carnico che viene a bere Italia Udine, non puoi, non c'è possibilità, non c'è ragione, non c'è nulla. Oppure, no, ce n'è uno solo. Il carnico che ha il ristorante in Carnia e tu arrivi all'1:31 a chiedergli di mangiare. Ti mando subito. Via, Ce torni ne a sono. torni a casa. Cosa dicevi allora? No, allora, volendo leggere, parlando di, siccome tu parli di questo libro anche di diversità, oltre a tutti i discorsi politici che due ragazzi faranno fino alla fine, no? Sì. C'è un punto in cui c'è Santo che sta parlando, discutendo, litigando con la mamma, sta proteggendo il suo amico, no? Sì. No mamma, non è strano, ha solo il male di vivere, parlando di Angioletto. Angioletto, sì. Perché Angioletto non è colpevole, è questa società che fa le differenze, che discrimina. Quel verbo gli piacque tanto e volle ripeterlo. Discrimina. Noi siamo poveri e moriremo poveri. E i ricchi sono ricchi perché rubano. Se non esistessero disparità sociali, non esisterebbero le necessità che portano a delinquere. Accidenti, che bel discorso, gli piacque molto. Quindi c'è questo, in tutto il libro c'è un filo di rabbia contro le disparità, le differenze, no? Che la società crea. Perché loro sono i figli del 68, no? Io sono nel 67, in effetti. Non loro voi, non loro voi, loro i protagonisti. Allora negli anni 70 il 68 viene visto come una prosecuzione, soprattutto nel 76-77, quando nascono altri movimenti, sembra quasi che il sociale, la politica riesplodano, no? Si occupano i centri sociali, eccetera, eccetera. E allora tutto questo fa sì che le persone, ma sia piccoli che grandi, eccetera, si pongono le 1000 domande che erano state lasciate in forse non direi 68, direi 69-70, no? Perché poi, devo dirlo, in Friuli noi non abbiamo vissuto il 68, noi abbiamo vissuto il 69, vero? Perché arriviamo sempre un po' in ritardo, ma non siamo ritardati, speriamo di no, insomma, no? E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. E comunque sì, questi ragazzini, Santo e Angioletto, sono la rappresentazione della società dell'epoca, curiosi, fastidiosi, ne combinano di tutti i colori, ma non sono delinquenti. Combinare vuol dire, Angioletto fa una cosa stranissima e assurda, è anche un po' violenta, no? Però non lo fa perché vuole essere violento, sempre perché è coinvolto in questo ragionamento che ha portato soprattutto la sinistra, no? Ad una moralizzazione per cui tu sei ricco e sei cattivo e di destra, eccetera, tu sei povero e sei buono e ti aiuteremo. Poi con gli anni abbiamo scoperto che anche i poveri sono cattivi e ci sono dei ricchi buoni. Insomma, E che la proprietà non è un furto, ma quasi. Ma no, ma si è appena sposato per finta, però. Sì, quindi non so. Ma non è una cosa seria. Il problema Berlusconi non è tanto quello che lui ha fatto come persona, ma come imprenditore.
perché la televisione, quando lui ha iniziato in Italia, io mi trovavo a vivere negli Stati Uniti e vivevo nel mondo della televisione, cioè lavoravo nella televisione in una società che si chiamava Brad Marks Production a Los Angeles, e io vedevo questa televisione che stava in America, era già nata da un bel po', ed era una televisione vivace, velocissima. Per esempio, i cosiddetti, io li chiamo ancora telefilm, i cosiddetti telefilm venivano girati tutti in interno, perché loro in una giornata ti facevano un'ora di programma, e gli attori gli veniva data una parte che era un canovaccio, e fra questi io ho visto anche lavorare, che stava crescendo in quel momento, Johnny Travolta, per esempio, faceva parte di un programma che si chiamava Welcome Back, che in Italia è venuto in Italia, che proprio la Mediaset l'ha preso, però non so come si chiamasse. Era la storia di un professore all'interno di un'aula di scuola, quindi vedete, tutto all'interno è importante, quello che costa nel cinema e anche quindi nella televisione sono gli esterni. Dover bloccare un intero quartiere, dover chiamare centinaia di automobili, non so, degli anni 40, e quindi affittarle, insomma, è una cosa molto più difficoltosa. E questa televisione in America aveva un suo significato, ma noi in Italia avevamo Pasolini, avevamo prima il neorealismo, e arriva Berlusconi e uccide. Scusate, non vorrei sembrare, perché se c'è un berlusconiano qua, sappiate che io ammiro Silvio, lo ammiro perché comunque nel negativo è riuscito a fare una cosa mostruosa, però ha distrutto una certa cultura, che era la cultura del dubbio, era la cultura dell'imperfezione, come parlavamo prima, no? Dell'insuccesso. Quando arrivai qua, pensavo dentro di me, un po' ingenuamente, dicevo, ma porterò la mia esperienza e magari nelle radio private, nelle televisioni private, qualche cosa potremmo fare. Erano i primi anni '80, no? Invece scoprì che c'era questo signore che aveva già cominciato a fare questa cosa e non mi dispiacque, perché era quello che avevo visto fare in America, solo che capii subito che lui invece stava, mentre in America era una televisione che rappresentava il pubblico americano, lui, Berlusconi, ha fatto una televisione che non ci rappresentava, e ancora non l'abbiamo capito. La D'Urso, poverina, che però io ho rispetto per queste persone, perché comunque sono professionisti, chiamateli del male, quello che volete, però sono professionisti che sanno lavorare. Però queste persone hanno distrutto una cultura, la stanno continuando a distruggere. Ogni tanto, penso lo facciate anche voi, io i 2 minuti del Grande Fratello o degli altri programmi li passate, quello non serve di più, insomma, no? E quello, secondo me, è un attentato alla cultura italiana, europea. Ma mi dispiace tanto, perché queste persone sono comunque così brave a fare le cose. Se avessero utilizzato le loro capacità in qualcos'altro, noi saremmo più contenti. Lui non sarebbe votato al suicidio, capite? Stai piangendo o ridendo? Piangendo. Bene, grazie di tutto. Tu gli hai detto di andare via? No, io non l'ho autorizzato. No, ma adesso parlate voi. Non volevi leggere una parte del tuo libro? Ma l'avete già letta voi. Dammi il libro. Hai capito? No, dammi il tuo, che quello lì è nuovo, non si deve toccare. C'è una parte No, che ho scritto delle robe brutte su di Ma te. scusate, perché non leggete voi? Mi piace di più ascoltare che leggere. Vieni. No, vieni, puoi leggere ancora un altro. Dai. Un'altra parte che secondo me è molto interessante è quella dove si esplicita quanto stavi dicendo prima. Vedrai quanto ti piacerà adesso quello che hai scritto.
relativamente ai pregiudizi, no? È vero, si commettono errori a dubitare delle persone, ve lo dico io che sono siciliano e che subisco giornalmente la stupidità di qualche intollerante, e voi mi capite perché sarà capitato anche a voi. Ma questo slavo di cui non conosciamo nemmeno il nome, che vita fa? E perlomeno sospetto che non si veda mai in giro, che non abbia amici, che non comunichi con nessuno. E poi saltiamo un attimo. A questo punto intervenne Cocuzza col preside, che aveva da tempo conti in sospeso, riguardanti a volte l'arroganza dell'uomo tipica di certo atteggiamento siciliano contro il quale combatteva da sempre. I suoi corregionali erano visti come persone piene di boria, con atteggiamenti poco o per nulla consoni al sopravvivere della gente comune. Un certo arringare agitando le mani con fare plateale rendeva queste persone irritanti ai più che non ne capivano la ragione. Ad onor del vero, tale comportamento faceva anche parte di una concitazione tradizionale insulare quasi inconscia. Ma mi spiegate perché tutto questo accanimento verso uno che neanche conosciamo? Appunto, non lo conosciamo. Ti sembra poco? Non lo conosce nessuno? E con ciò non ha mai fatto nulla di male, esclamò Cocuzza aggiustandosi gli occhiali che scivolavano sul naso. Già, non ha mai fatto del male a chi che sia. E con ciò, continuò Grasso rifacendo il verso a Cocuzza, non ti pare un po' debole come argomentazione? Anche Landru prima di essere scoperto non aveva mai fatto nulla di male. Certo pensavano così anche le sue vittime, quante ne avrà veramente uccise? Eppure, fino al giorno prima della sua carcerazione, era per tutti un brav'uomo che non aveva mai fatto nulla di male. Ecco, questa nascita del pregiudizio io l'ho trovata estremamente interessante, perché è frutto di un ragionamento che sembra un ragionamento ma non lo è in realtà. È una cultura, è un modo di essere, perché qui abbiamo cambiato protagonisti. Al bar Michelini di Splimbergo si raduna la cultura meridionale, però la cultura infarcita di pregiudizi, infarcita di me son me, anche se non è siciliano, ma si intende. E questi personaggi, che poi alla fine scopriremo comunque lavorati anche positivi, non si accorgono, loro che hanno sofferto di un certo razzismo quando da giovani arrivarono in Friuli, non si accorgono di usare gli stessi attrezzi contro qualcuno che non conoscono, perché loro, che sono la cultura di Splimbergo, devono decidere anche chi è il colpevole dell'assassinio della giovane attrice, e quindi fra di loro fanno il processo e se le raccontano, tanto che poi in un passaggio più tardi, tanto che dobbiamo dire al maresciallo qualcosa, adesso non mi ricordo bene, ma il maresciallo deve intervenire, il maresciallo deve fare questo, perché loro sono quelli che sanno, e sono un po' in tutte le società, no? Ci sono queste figure, che poi il professor Cocuzza era il mio vero professore di italiano alle medie. E vi dirò, certi nomi ho usato di persone che ho conosciuto, ma che però nel libro non c'entrano niente, anche per la memoria, perché mentre scrivi, quando hai 20 personaggi da seguire, ti dimentichi e puoi sbagliare, insomma, ecco. Perché ti fermi sempre così, Mi piace senza avvisare? Mi piace guardare. Di botto, no? E poi tra l'altro Perché questi atteggiamenti degli adulti di cui tu parlavi, no? Quindi parlavano al bar, parlavano a casa, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto nel libro c'è un qualcosa che dei ragazzini fanno contro quelli che vengono da fuori, no? Non so se te lo ricordi sta parte. Un fuoco, una casa, no? E quindi è anche quello che fa l'adulto nei confronti del bambino, no? E lì dobbiamo fare attenzione. C'era un film, non mi ricordo se di Germi, che parlava di bambini, mi verrà in mente adesso il titolo, dove praticamente noi adulti dobbiamo sentirci colpevoli di quello che fanno i nostri figli.
perché anche quando noi li educassimo bene, ma vivessimo all'interno della nostra piccola società che è la famiglia, delle situazioni che il bambino crediamo non ascolti, non conosca, non è vero. I bambini sono presenti nella nostra vita ed essendo la parte della società più curiosa, più attenta, non si distraggono mai. Se tu ti soffi il naso, se tu dici una bestemmia, se tu ti ubriachi, cioè il bambino è sempre presente, lo vede, se ne accorge. E quindi i bambini che in questo caso affrontano con altri bambini certi problemi, perché li hanno sentiti e li hanno imparati in famiglia e dicono delle cose anche assurde. Perché io non so se è scritto nel libro, ma io me lo ricorderò sempre di un bambino che mi disse: ma voi in Sicilia avete freddo? Dice: ma che sei scemo? Gli dicevo: ma guarda che fa il contrario, in Sicilia fa caldo. Chissà perché questo bambino aveva costruito una sua realtà al contrario. Oppure, altra cosa, questa è nel libro, voi non vi lavate, sapete, no? Venivamo chiamati mangiasapone perché quando ci regalavano il sapone, pensando che fosse cibo, ce lo mangiavamo. Insomma, non credo, forse eravamo morti per schifo il sapone. Allora, che poi ve lo dico sinceramente, noi non ci lavavamo. Mia mamma mi lavava una volta a settimana sulla bacinella. Non c'era acqua. Non c'era proprio acqua. Perché io credo che la cosa più bella per una persona sia lavarsi. Cioè io quando vado sotto la doccia, che goduria. Poi siccome sono avaro, lo spengo subito, chiudo subito, insomma, mi lavo appena appena. Questo purtroppo è quello che mi rimane della meridionalità che ci devo fare. Lo fai in memoria dei vecchi tempi. Anche i sardi non si lavano molto. Assolutamente. Anche da noi l'acqua. Ma ci mancherebbe altro. Ma... Quindi è vero, no? Il bambino, e qui praticamente i protagonisti, soprattutto nei primi 3/4 del libro, sono bambini, no? Dove tutto viene vissuto come immagine degli adulti. Quello che accade nel mondo adulto accade anche ai bambini. Ma a me sembra di essere qui da 3 ore. Comunque è vero, anche io la domenica subivo il lavaggio, perché l'acqua arrivava il sabato. Vedi? Una volta me la feci addosso e mi dovete lavare quel giorno lì anche, che non era il sabato. Sì, no, ma guarda che i ricordi di un bambino sono abbastanza chiari. Qua me la feci addosso, non so, avevo 5 anni, tornando da scuola, non so perché, me la feci addosso e mi ricordo che la gamba era rigata lì. Arrivai a casa e la mamma mi lavò. Però un'altra cosa mi piace ricordare che è divertente. Mio papà, che era siciliano, ho avuto un papà moderno, intelligente, in gamba, però aveva la sua sicilianità. Ricordo che a scuola la maestra chiese: chi ha fatto questa cosa? E io subito: lui! E lui prese la cartella e me la tirò nell'occhio. Andai a casa, piangente, e il papà mi disse: quel bambino ha fatto bene, perché tu hai fatto la spia. E io, che ero sempre meridionale, pensai: minchia, insomma, che papà ho, che mi dice queste cose qua. Insomma, non mi difese, diede ragione. Ecco, è un mondo strano, ragazzi. Sì, è vero. Io non trovo nessuna differenza tra la sicilianità e la friulanità. Sì, l'unica cosa è che adesso sia in Sicilia che in Friuli i genitori picchiano il professore, giusto? C'è questa piccola variazione sul tema. No, ma questo, diciamo, è stato un po'... è la società che cresce e giustamente vengono picchiati gli insegnanti. Giustamente. Mi piace. Volevi fare una chiosa? Non ha la chiosa. Cosa dici? Non so cosa significhi chiosa, però è bello, no? È come quando io... Ho solo cambiato una vocale. Da ragazzo
imparavo le cose un po' difficili per fare bella figura con le ragazze. È difficile rientrare in un argomento, però. Voi provate a parlare con una ragazza dei paralipomeni della batracomiomatia, che a scuola si studiano, però non è che tutti se li ricordano o meno, e per fare bella figura, però non è che questo dice sì andiamo al cinema, tu gli dici sì ma prima i paralipomeni, no, allora dovevi fare salti mortali per dire sì, in effetti leggi qualcosa, sì, a me piace il Leopardi, no ma Leopardi, e arrivavi e poi sì, perché secondo me lui quando si avvicina ai paralipomeni della batracomiomatia, questo ti guardava, dice Madonna, e rimanevamo alla Madonna perché in quegli anni c'era solo la Madonna. Va bene, siccome sono già... Sì. Tu sei preoccupato di aver fatto 3 ore, hai fatto appena un'oretta e qualcosa. Ah sì? Sì, sono le 9:25. No, io temo sempre di annoiare, nel senso... Scusa, annoiare te stesso o noi? No, annoiare voi. Ok. La noia è un sentimento, ma è anche una caratteristica. Noi siamo abbastanza annoiati, tutti quanti, e viviamo dei tempi televisivi. Anche questo, Silvio, anche in questo Silvio ha distrutto, per esempio, il cabaret. Il cabaret era una cosa meravigliosa, era un teatro all'avanguardia, erano i Gufi, erano Franco Nebbia, Felice Andreasi, Poi lui è arrivato con la televisione e ha ristretto i tempi e tutto deve... Allora veramente sono un soggiogato di questa realtà. Ho sempre paura, devo far veloce, le cose bisogna dirle veloci perché altrimenti la gente si annoia e spegne il televisore. Voi ancora non avete spento e vi ringrazio. State lì e non muovetevi. E poi in questa grava arrivavano i vicini ad ascoltare il televisore e si sedeva, e questo mi è sempre rimasto impresso delle genti friulane. Non è che arrivassero in 40, arrivavano 7, 8, 10 persone, mia nonna preparava le sedie, si sedevano, c'era un silenzio e quando andavano via neanche ci si accorgeva. Io ero sempre nella prima sedia davanti, no? Poi mi giravo, non c'era più nessuno. E questa per me è poesia. Ecco, questa è l'educazione, perché tu non vuoi dare fastidio, perché rispetti nonna Santina e la ringrazi col tuo silenzio. Cosa che in Meridione non esiste. Oh, grazie, oh, che bello che... Ma è bello anche questo, attenzione. Ecco che torniamo al discorso della diversità. Apprezzare quello che tu non capisci, apprezzalo. Io non capisco il carnico che mi caccia all'1:30, però anche lo apprezzo perché vedo il lato positivo, bravo, non è uno schiavo del lavoro, però stronzo. Beh, insomma, non mi dà da mangiare. Guarda che è accaduto. Gli abbiamo portato una troupe cinematografica, eravamo credo 12-15, quindi poteva farsi una mezza giornata di lavoro, insomma, no? 1:30, escursione, e poi no, sono gentili, ti mandano da un'altra parte a mangiare un panino, insomma. Grazie. Adesso so che non puoi cantare, però dai, l'ultima canzone. Sì, che canzone faccio? Fantasma, mi piaceva molto. Come si chiama quella? Allora, siccome io organizzo il Festival della canzone funebre, Io lì volevo arrivare. è vero. Vi racconto la storia di Luigi. Scusate, io parlo perché devo cercare la canzone. Ecco. Questa piacerà al mio amico perché è un po' gezzata. Lui si chiama Luca.
questa l'hai già sentita, ti annoia? No, no, Faccio? a me piace la noia. Aspetta, sto pensando alla noia. Sì, ci sarebbe una canzone che sulla noia. Poi l'avevo Lui- già sentita. Luigi è uno che viveva a Trieste, alla fine della guerra arrivarono gli americani a Trieste, eccetera, eccetera. Lui era un appassionato di jazz, un ragazzo, mi pare, sui 20 anni, così, è una storia vera. E siccome eravamo passati dal fascismo, che non è che proibisse il jazz, era sconsigliato, alla radio non si suonava il jazz, diciamo che poi molti fascisti apprezzavano molto il jazz e se lo facevano, insomma, per fortuna. Allora Luigi venne trovato cadavere in un'alba triestina e dalle indagini, insomma, gli investigatori considerarono che i segni sul corpo, soprattutto sulla testa, potevano avere un parallelismo con i manganelli della polizia militare americana. Naturalmente non se ne fece nulla, non si seppe mai nulla, però questa storia mi ha affascinato perché immagino questo Luigi che se ne andava nei club dove c'era pieno di americani, eccetera, probabilmente immagino abbia incontrato una ragazza e forse ha dato fastidio a qualcuno, era un tappezziere. Però uno che ama il jazz per me ha già qualcosa dentro, perché il jazz non è questo. Il jazz non vuol dire intendersi di musica. Il jazz o c'è o non c'è. Basta, perché ci sono grandissimi musicisti, anche amici miei, che non amano il jazz. Perfetto, ma va benissimo. Però Luigi lo amava. Luigi amava il jazz e ascoltava Charlie Parker. Poi passava John Coltrane all'orchestra di Glenn Miller. Nelle strade di Trieste lui vedeva i grattacieli, ecco Harlem Cotton Club. Ed il Duca che dirige. Luigi è stato ucciso da jazzisti in divisa, coi randelli a 4 quarti ed il ritmo del foxtrot. Una tromba nella notte accennava Summertime, era Satchmo che soffiava il dolore in città. Lontano piange un sax per amore ed una donna sa che lui muore. Lontano piange un sax per amore ed una donna sa. Che strano fu il destino del buon verniciatore, ucciso da un'orchestra che suonava tutte l'ore. Lui voleva improvvisare una vita meno amara, l'ha mandato al Camposanto col bemolle nella bara. Dammi swing, bambina cara, dammi swing, bambina bella. Da Trieste a New York ci separa una stella, è la stella di Luigi, artigiano innamorato di una storia un po' pazza del jazzista ammazzato. Lontano piange un sax per amore ed una donna sa che lui muore. Lontano piange un sax per amore ed una donna sa che è nato un fiore. Un fiore,
Grazie, buona serata a tutti. Bene, allora noi ringraziamo te, ringraziamo loro per essere stati qua con noi, ringraziamo naturalmente chi ci ha ospitato e ci rivediamo presto Comunque è un per bellissimo nuovi posto. progetti. Avete un bellissimo posto qua, veramente. Il libro lo compri tu o lo compro io? No, non serve che compriate il libro, ci sono abituato, non preoccupatevi. Buona serata.